Per 5 giorni e 5 sere la colonna sonora di Castelfranco sarà dominata dal grande jazz. Torna infatti il Castelfranco Jazz Festival al suo 4º anno di vita, ma già grande per qualità e partecipazione. Si parte mercoledì 11 luglio ed è una partenza col botto, con artisti del calibro di Rosario Bonaccorso e Stefano Di Battista. Si finisce domenica 15 luglio con Mauro Tolini ed il suo trio campato in aria. In mezzo Silvia Donati e il Cerrito High School in collaborazione con Veneto Jazz e l'esibizione della Big Band Stefani, diretta da Gianluca Carollo e formata dai migliori allievi del Conservatorio Stefani di Castelfranco, animatore e organizzatore del festival assieme a comune e provincia. Il Conservatorio di Castelfranco Veneto è Università della Musica, è l'istituto superiore degli studi musicali, così definito dalla legge, che ci vede a tutti gli effetti paralleli a quello che è il mondo universitario. Amore per la musica che è tutt'uno con l'insegnamento della musica stessa. Ad ogni concerto infatti sono abbinate delle masterclass tenute dagli stessi artisti che poi si esibiranno la sera. Perché questa sarà pure l'era della musica vista e ascoltata su YouTube, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Un conto è andare a vedere un concerto dal vivo, e un conto è vederlo su YouTube o ascoltarlo o vederlo su un video, è totalmente diverso. Ai concerti vengono sempre abbinate delle masterclass, che è un po' l'arma vincente del nostro festival, che è in continua crescita sia come qualità che come scelta di artisti. Ritmi che si diffonderanno non solo dal teatro accademico, ma lungo le strade, nei bar e nelle osterie del centro, per portare a tutti il singolare rincorrersi di musica e canto tipico del jazz. Il canto poi è strettamente collegato con il jazz, e diciamo che i musicisti cercano di imitare i cantanti e i cantanti cercano di imitare gli strumentisti, quindi il canto è fondamentale. Poi abbiamo moltissimi allievi di canto al conservatorio, circa 25 solo di canto.